Gli scrittori salgono in cattedra. Il premio commisso nel giorno del gran finale entra nelle scuole della città. Lo ha fatto anche in questa 34esima edizione. Gli autori delle opere finaliste hanno tenuto una lectio magistralis davanti agli studenti delle scuole superiori. Joanna Zdesna, autrice con Anna Bicont di Cianfrusaglie del passato, era al liceo Canova. Tra le migliori firme del giornalismo culturale polacco era candidata per la sezione biografia con un libro sulla vita del premio Nobel Wisława Szymborska. Purtroppo non era l'ambizione o la popolarità, quindi perché lo faceva e qual era il messaggio che voleva trasmettere alla gente. Lei voleva scrivere semplicemente per i pochi intimi che erano in grado di capire e di comprendere la sua poesia. Al classico anche Laura Pariani con il suo Questo viaggio chiamavamo amore. Allo scientifico Da Vinci c'era Saveria Chemotti, autrice de La passione di una figlia ingrata. Paolo Borgna con il libro Il coraggio dei giorni grigi, vita di Giorgio Agosti era al Litis Fermi. Al liceo artistico anche la vincitrice per le biografie Julie Kavanagh ha portato La vita e la leggenda di Marie Duplessis, la ragazza delle camelie. Presenting her as a real person, not anymore as just a legend. Assolutamente. Diciamo che Maria era, come era definita lei, una party girl, quindi le piaceva andare alle feste, le piaceva divertirsi, quindi era lungi dall'essere una santa,